Ben ritrovati in diretta, spazio dedicato all'ULSS 2 Marca Trevigiana. Parliamo di sfide e ruolo delle unità operative di anestesia e rianimazione. Vi presento subito il mio ospite. In studio con me c'è il dottor Paolo Zanatta, direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione all'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno dottore, ben trovato. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora dottore, voi anestesisti e rianimatori siete un po' gli uomini del fare, coloro che stanno dietro le quinte, se così potremmo dire, però davvero siete delle figure centrali nei momenti più critici e non solo. Sì, innanzitutto grazie per questo invito, per appunto l'opportunità di poter presentare la mia unità, il dipartimento che io dirigo e anche le nostre attività, sia alla vostra redazione che anche alla mia azienda, in particolare il direttore generale dottor Benazzi, che ringrazio. Il nostro ruolo è un ruolo critico. Noi, come ha detto lei prima, siamo più uomini del fare, poco propensi alla visibilità mediatica, ecco, quindi, però il ruolo che noi abbiamo sulla cura dei nostri pazienti è veramente imprescindibile. Si fonda sul mantenere il paziente in vita sostanzialmente, mantenendo quelli che sono i parametri vitali migliori, sia dal punto di vista della ventilazione, del circolo, della funzione cerebrale e anche degli organi addominali. E questa attività, cioè riuscire a mantenere in vita il nostro paziente, mantenendo i parametri vitali, è il punto di incrocio tra l'anestesia e la terapia intensiva, dove l'anestesia è tutto ciò che noi facciamo per togliere il dolore, per togliere spesso la coscienza, ma ha un impatto sul controllo di questi parametri vitali che noi dobbiamo mantenere. E dall'altra parte, l'altra faccia diciamo della luna, è la terapia intensiva, dove noi sosteniamo la funzione vitale dei nostri pazienti, che viene alterata spesso da delle gravi malattie che le potrebbero portare a morte. Certo, è un ruolo importantissimo come abbiamo detto, ed è anche bello insomma andare ad approfondire, capire meglio appunto che cosa c'è dietro, insomma il vostro operato appunto dietro le quinte, ma fondamentale. 0422 16 28 332 il numero per intervenire in diretta e insomma fare una domanda al dottor Zanatta, una curiosità, insomma tutto quello che avrete voglia di chiedere. Dottore, ci descriva l'unità operativa complessa di anestesia e terapia intensiva dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Poi approfondiremo anche il tema della terapia intensiva, che purtroppo nel periodo forse più duro della pandemia abbiamo iniziato a conoscere anche un po' meglio. Prego. Dunque, la mia unità è sostanzialmente costituita da 55 medici, 15 medici anche in formazione, più di 150 infermieri suddivisi nelle 3 terapie intensive. È una unità che è inserita all'interno di un dipartimento strutturale che è stato pensato proprio per sostanzialmente soddisfare tutti i bisogni dei pazienti che dalla strada arrivano fino alla terapia intensiva. Quindi noi sostanzialmente collaboriamo con il 118 e il SUME, che è diretto dalla dottoressa Ferramosca. Il paziente viene poi trasportato in pronto soccorso, dove noi lavoriamo con i medici del dottor Bernardi nella shock room. Pronto soccorso di Treviso, ma anche c'è il pronto soccorso di Oderzo, diretto dal dottor Causin, e poi il paziente spesso viene trasferito in sala operatoria e poi anche in terapia intensiva. All'interno di questo dipartimento c'è anche l'unità del dottor Paride Trevisiol di Oderzo, e per finire ci sono altre 2 unità che sono estremamente importanti, caratterizzanti per il nostro dipartimento, che sono la terapia intensiva neonatale, esatto, certo. Neonatale, e la terapia antalgica. È una struttura molto complessa, dottore. È una struttura molto, molto complessa, e dove ci sono molti specialisti, ma l'attività di azione è quella di riuscire a garantire i bisogni dei pazienti critici, che possono essere al di fuori dell'ospedale ma anche dentro, e quindi riuscire a soddisfare
in modo completo questi bisogni, insomma. Certo, perché insomma l'abbiamo detto che il servizio fa parte del Dipartimento di pronto soccorso e quindi Anestesia appunto e terapia intensiva, certo, esatto. e comprende anche il SUEM, il 118, quindi una rete davvero, davvero molto, molto complessa, insomma molto strutturata. E quindi quali sono le modalità, le varie tipologie di modalità di ingresso in questo reparto, in questo dipartimento? Sostanzialmente per quanto riguarda l'attività di sala operatoria, il paziente entra dopo aver fatto una visita con l'anestesista. In questi ultimi mesi siamo riusciti, anche grazie a tutti i miei colleghi direttori chirurghi, di strutturare un percorso preoperatorio di appunto valutazione di questi pazienti. Il paziente entra, fa la visita con l'anestesista, nella quale visita viene stimato il rischio operatorio, e il rischio operatorio è sostanzialmente bilanciato da quello che è la complessità dell'intervento da una parte e dall'altra quelli che sono i diciamo, fattori di rischio che il paziente ha. È un momento sostanzialmente fondamentale perché la comunicazione anche prima dell'intervento chirurgico, oltre che dopo, fa parte del piano condiviso delle cure, del piano di cura, e quindi è importante soprattutto per stemperare quello che è l'ansia anche che il paziente ha per poter di entrare nella struttura ospedaliera. Ed è un percorso importante perché è fondamentale per aggiustare le aspettative del paziente nei confronti di un intervento chirurgico che molto spesso può essere molto complesso e molto invalidante. Dopodiché il paziente può entrare nella nostra unità, che non sono solo le sale operatorie che noi appunto condividiamo con i nostri colleghi chirurghi, in terapia intensiva. E la modalità di ingresso in terapia intensiva avviene di solito o dalle sale operatorie oppure dal pronto soccorso. Quindi o da un intervento programmato oppure da un una intervento situazione traumatica. Imprevista, esatto, traumatica. In terapia intensiva entrano pazienti che hanno perso il controllo di una o più delle loro funzioni vitali, e quindi in quel caso noi anestesisti, rianimatori, siamo in grado di sostenere queste funzioni vitali mettendo in atto tutte le più moderne e anche sofisticate tecniche di supporto al circolo, di supporto alla funzione respiratoria. E in questo contesto diamo il tempo al paziente, fornendo la giusta cura, di poter guarire. Certo. Dottore, chi è l'anestesista rianimatore? Cioè, come si sceglie questa professione? Probabilmente la maggior parte di noi che ha scelto questa professione lo ha fatto per il fascino forse che dava e che dà ancora, che dà tuttora nel mantenere il paziente in vita. Cioè noi siamo l'ultima linea, dopo di noi c'è la sorella morte sostanzialmente, e quindi riuscire a garantire e a mantenere un paziente in vita agendo sui parametri vitali è una cosa che per un medico, per il medico anestesista rianimatore, è molto caratterizzante. Naturalmente in questa attività complessa sostanzialmente gestisce sia delle complessità più alte e delle diciamo, complessità chirurgiche o comunque intensive meno problematiche, ma in ogni caso il messaggio che voglio far passare è che la nostra attività è un'attività di alta concentrazione, quasi fosse un'attività zen per certi versi, dove l'attenzione fa la differenza anche negli interventi che sono meno complessi, dove spesso succedono più complicazioni per certi versi, no? Rispetto a quelli ad alta complessità dove tutta l'equipe è altamente concentrata. Lei ha parlato poco fa di controllo dei parametri della vita, no? Andiamo un po' più nel dettaglio, che cosa significa? Significa prima di tutto riuscire a garantire ciò che il paziente non è più in grado di fare, per esempio respirare. I farmaci che induciamo per fare l'anestesia
tolgono il controllo del respiro, quindi un paziente che non respira è morto. Quindi noi dobbiamo sostenere questa funzione respiratoria con una ventilazione prima manuale e poi meccanica, assicurando questa attività molto spesso posizionando un tubo endotracheale attraverso la bocca e con degli strumenti particolari viene inserito all'interno della trachea e ci consente di mantenere fervie le vie aeree e di far ventilare questo paziente con dei parametri sostanzialmente respiratori che noi vogliamo sostanzialmente settati su una macchina. Il circolo è un'altra attività che noi controlliamo il cuore con non solo i farmaci per dare forza al circolo, per dare pressione, per dare frequenza, per dare portata cardiaca, che in alcune condizioni deve essere francamente migliorata per poter soddisfare il bisogno di ossigeno che il paziente ha per vincere una certa malattia, ma nei casi estremi possiamo anche supportarlo con delle macchine, con una circolazione extracorporea, spesso si chiama ECMO questa macchina, e che ci permette di sovramassimare la disponibilità, diciamo, di ossigeno che il paziente avrebbe solo con la sua, diciamo, funzione cardiaca. Ecco, insomma, doveroso fare questa distinzione, far capire bene, ecco, voleva aggiungere qualcosa, ci sono qualche altro parametro, insomma, che controllate, monitorate? Noi controlliamo tutti i parametri del corpo e tutte anche le, diciamo, funzioni addominali. Quando per esempio il rene o comunque il fegato non sono in grado di funzionare, noi riusciamo a mettere in atto delle tecniche anche strumentali che sostituiscono in parte l'attività di depurazione che questi due organi estremamente importanti fanno. Quindi in terapia intensiva noi sosteniamo il paziente sostituendo le funzioni dei suoi organi che sono alterate in seguito a una grave malattia e diamo tempo al paziente di poter guarire, no? in più tempo, in più trial di terapia. Poi dovremo anche parlare di cosa succede quando non siamo in grado di risolvere queste situazioni. Quando non siamo in grado di farlo, la terapia diventa una sorta di ostinazione irragionevole, no? Quindi quando non siamo in grado di, o perché l'organo dei nostri pazienti, gli organi dei nostri pazienti hanno esaurito completamente la riserva funzionale, non sono più in grado di poter soddisfare il bisogno per mantenere il paziente in vita, il continuare in modo ostinato a mantenere questa funzione diventa una violenza nei confronti del paziente e quindi in quel momento noi dovremo offrire al paziente e anche anche ai suoi familiari un percorso più dignitoso di cura, di fine vita in questo caso, di accompagnamento. E questo è un'altra cosa che caratterizza in modo molto importante la nostra attività, soprattutto in terapia intensiva, ma per certi versi anche in sala operatoria, e che ci offre l'opportunità di poter avere una finestra di comunicazione con i parenti, che fa parte sempre del tempo di cura, che è fondamentale per fargli capire qual è stato il giusto percorso e qual è la strada giusta da poter perseguire. Anche perché, insomma, non lo abbiamo detto, ma l'anestesista rianimatore spesso è quel medico che nei momenti di maggiore criticità va proprio a confrontarsi, a parlare con i familiari della persona, insomma, che in quel momento è in sala operatoria. È corretto, dottore? Sì, è corretto. Generalmente dopo un intervento chirurgico non solo il chirurgo offre delle informazioni ai parenti spiegando come è andato l'intervento, ma assieme alla procedura tecnica chirurgica c'è il paziente, no? Col suo equilibrio dei parametri vitali, e noi accompagniamo, siamo un team, quindi quando diamo delle informazioni, se possibile, le diamo insieme o
le diamo in tempi diciamo, successivi. Il chirurgo dà delle informazioni tecniche sul suo diciamo, operato, e noi diamo ai parenti delle importanti informazioni su come sta il paziente. Ha superato lo stress diciamo, dell'intervento? C'è ancora qualcosa da fare? Possiamo farlo in terapia intensiva o può essere svegliato in sala e mandato in reparto? E come sarà il decorso post-operatorio? Avrà bisogno di un supporto di diciamo, terapia antalgica o soltanto una diciamo, riabilitazione respiratoria o diciamo, quant'altro? Ecco. Queste informazioni noi nel limite del possibile cerchiamo sempre di darle ai familiari dei pazienti, soprattutto quando anche gli eventi della sala operatoria non sono sempre così positivi, e quindi c'è bisogno di dare tempo ai familiari per capire che cosa sta avvenendo in sala, e anche quando gli esiti non sono così diciamo scontati. Certo, perché spesso insomma sono comunicazioni anche molto delicate, momenti un po' insomma particolari per chi li vive, e insomma devono essere caratterizzati naturalmente da una grande sensibilità e umanità, no? Da parte vostra. Sì, queste caratteristiche generalmente fanno parte delle capacità non tecniche. No, oggigiorno si parla di capacità... Non si imparano sui libri di scuola, certo. No, anche se sarebbe corretto per i giovani medici, quelli che noi abbiamo informazioni adesso nel nostro servizio e che ci vengono da Padova, dal professor Navalesi, noi medici diamo la formazione a questi giovani medici dal punto di vista tecnico, no? Però cerchiamo di allenarli oppure di fornire anche quegli elementi di competenze non tecniche che vanno dalla comunicazione, per chi ce l'ha, no? Ad altre doti, quali la capacità di resistere allo stress. Il nostro lavoro ha un'alta propensione allo stress per le situazioni di disagio e di criticità che ci possono essere, ma soprattutto anche a degli elementi estremamente positivi, che sono quelli di fare squadra, no? Di portare il proprio contributo anche di buon umore nel servizio, no? Che è estremamente importante, estremamente importante. Voi probabilmente sapete che la nostra figura professionale ha un alto tasso di burnout, cioè di scoppio fuori, cioè c'è una quota considerevole di colleghi che oltre un certo tempo, no, non riescono più a gestire lo stress del lavoro, proprio per l'alto che deve tasso essere di gestito stress, in teoria, certo. con una mentalità zen per certi versi, cioè lascia che accada e dai il tuo contributo a questo evento. Ed è per questo che c'è un altissimo turnover diciamo, in questo lavoro, e probabilmente è per questo che negli anni passati le carenze di organico sono sempre state difficili da essere colmate, proprio perché c'è questo ricambio molto alto. Però noi possiamo fare del nostro meglio per migliorare il clima organizzativo anche del lavoro, e quindi sciogliere queste criticità che hanno sempre minato parte del nostro lavoro, e questo lo possiamo fare sia all'interno, ma soprattutto grazie all'aiuto della direzione che ci sta supportando, insomma. Certo, poi avremo modo anche di approfondire questo. Sono già arrivate tantissime domande attraverso i social per quanto riguarda l'anestesia, insomma sembra essere un tema che suscita tantissime curiosità. Prima di rispondere a queste domande andiamo ancora di più nel dettaglio. Che cos'è l'anestesia e lo raccontiamo bene, prego. L'anestesia è una disciplina che ci dà la possibilità di poter garantire al paziente un completo benessere o un'assenza di stress indotta dalla chirurgia. L'intervento chirurgico, voi potete immaginare, è molto complesso, no? E il chirurgo cruenta
delle parti anatomiche e porta uno stress molto alto e noi dobbiamo bloccare il dolore soprattutto lì dove nasce. Ecco che l'anestesia non è soltanto anestesia generale ma anche anestesia locoregionale e dove è possibile bloccare il dolore lì dove nasce è giusto farlo con delle tecniche locoregionali. Quando è necessario noi utilizziamo dei farmaci che fanno abolire la coscienza, quindi facciamo dormire il paziente, ok? E lo disconnettiamo dalla realtà reale dell'intervento chirurgico, quindi gli offriamo la possibilità di entrare in un mondo di assoluta serenità e di benessere, proteggendo il sistema vegetativo, togliendogli lo stress. Ok? Non facciamo solo questo, ma in interventi più complessi contrastiamo quelle che sono le manovre del chirurgo sempre sui parametri vitali. Pensate agli interventi al cuore, al cervello, al polmone, all'esofago, alla cavità addominale. In questi interventi il chirurgo può portare delle alterazioni sui parametri vitali, sui vasi, sulla volemia, sul circolo e noi contrastiamo queste alterazioni mantenendo l'equilibrio. L'anestesia per certi versi non è solo l'indormia, no? Come c'è stata descritta certo. dai nostri nonni, no? Però è qualcosa di più complesso, cioè l'anestesista è il medico che accompagna e che segue, che si fa carico della sua vita nel periodo in cui c'è l'intervento e anche dopo. Noi lo chiamiamo questo periodo perioperatorio che va dalla visita preoperatoria all'intervento chirurgico e anche il post, molto spesso in terapia intensiva. Che cosa viene valutato durante la visita preoperatoria in cui vengono fatte una serie di valutazioni? Che cosa si va a capire e a ricercare? Lo abbiamo accennato prima, la cosa più importante per noi è capire qual è la riserva fisiologica del paziente, qual è la sua capacità di superare uno stress e quindi gli chiediamo comunemente se è in grado di camminare per 100 metri, se fare due piani di scale o di fare una corsa. Queste sono delle informazioni molto importanti perché ci dicono se il paziente è sottoposto a un intervento complesso, se ha una sostanzialmente riserva cardiorespiratoria sufficiente per poterlo eseguire. E naturalmente per interventi complessi, quando abbiamo dei dubbi su questa valutazione, ci aiutiamo con delle ulteriori valutazioni strumentali cardiologiche, pneumologiche e anche metaboliche molto spesso. Quindi noi durante la visita cerchiamo di dare una stima a quello che è il rischio. Il paziente vuole uscire da noi sapendo quanto rischia, no? Quanto pericoloso è l'intervento e noi queste informazioni dobbiamo dargliele. Molto spesso sono molto il rischio è molto basso, ma non è assente purtroppo e può essere più elevato in interventi che sono più complessi. È importante per noi sapere qual è la storia sanitaria del paziente e quindi sapere se ha avuto degli altri interventi chirurgici, se sono andati bene, com'è andata l'anestesia, perché ognuno di noi ha una sensibilità ai farmaci e gli anestetici sono dei farmaci, per cui c'è chi è più sensibile all'effetto di questi farmaci per la nausea, per il vomito post-operatorio, quindi noi queste informazioni dobbiamo saperle per mettere in atto un piano farmacologico che è più confacente alle caratteristiche del paziente. Gli aspetti da curare sono tantissimi e come le dicevo sono già arrivate tantissime domande. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, poi cercheremo di chiarire anche tutti gli altri aspetti che riguardano sì l'anestesia ma anche la terapia intensiva. Qualche momento di pausa, tra poco.
Ben ritrovati in studio, in diretta, ancora insieme al dottor Paolo Zanatta, direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Stiamo facendo un po' una panoramica su quello che è il ruolo, ma quelle che sono anche le sfide di queste unità operative molto importanti, che spesso fanno un lavoro dietro le quinte, potremmo dire così, ma un lavoro davvero fondamentale e imprescindibile. Dottore, le leggo un paio di curiosità che sono arrivate da casa. Ci chiedono come fate quando il paziente deve per esempio affrontare un intervento molto lungo e quindi di diverse ore. Come si interviene in questo senso? In questo caso l'anestesia diventa una terapia intensiva, l'anestesista diventa un intensivista e quindi sono due figure che sono sostanzialmente intercambiabili, ma per interventi molto lunghi in sala operatoria noi manteniamo i parametri vitali e manteniamo il migliore equilibrio per il nostro paziente per il tempo sufficiente, anche per 10-12 ore. Certo, perché ci sono anche interventi che hanno lunghi, questa durata, certo. E quindi in questo caso non basta soltanto garantire la giusta quantità di farmaco, mantenere i parametri vitali, ma andare più in profondità in quella che è la cura, mantenendo anche l'omeostasi e l'equilibrio idroelettrolitico anche, no? E anche metabolico. Quindi dobbiamo riuscire a mantenere il paziente, no? per il tempo sufficiente. Questo non è un problema generalmente. Interventi più lunghi e più complessi è vero che hanno un tasso di complicanze più alto, ma molto spesso questi pazienti entrano in terapia intensiva dove ritrovano un giusto riequilibrio e si svegliano con più tranquillità, con più calma. Ancora ci chiedono, mi è capitata una reazione avversa all'anestesia in passato, potrebbe risuccedermi ancora? E poi c'è il tema delle allergie, c'è un altro telespettatore che ci dice io ho numerose allergie, mi devo sottoporre a un intervento con anestesia, posso essere soggetto maggiormente a rischi? Allora, le allergie in anestesia sono degli eventi estremamente rari, molto rari. E generalmente il paziente che ha già avuto una reazione allergica sa già a quale farmaco è suscettibile. Molto spesso parliamo di intolleranze e quindi di incompatibilità per esempio con i farmaci anestetici. Prima facevamo il riferimento alla nausea, al vomito, okay? La vera reazione allergica al farmaco anestetico è molto rara. In presenza di pazienti allergici però è opportuno, soprattutto se non hanno mai eseguito un'anestesia, fare una preparazione con dei farmaci che sopprimono questa reazione immunitaria, con steroidi, con cortisonici e con antistaminici. Pazienti di questo tipo devono essere valutati attentamente prima dell'anestesia, magari con il contributo di altri specialisti che danno più ampia. E un'altra domanda, devo essere operato con anestesia totale, la mia più grande paura è risvegliarmi durante l'intervento, può davvero succedere? È gettonatissima, immagino, questa domanda. C'è stato in passato un film che ha sdoganato questo tema, no? E per noi questo film Risvegli, non so se qualcuno se lo ricorda, ha avuto lo stesso impatto negativo che il film Lo Squalo, no? Ha avuto sui bagnanti, no? sulle spiagge per certi versi. Cioè, ha toccato molto la sensibilità dell'opinione pubblica. Sì, ed è molto angosciante questa consapevolezza, che in realtà è estremamente bassa, però non è assente. Purtroppo non è assente questa cosa. Devo dire, per sollevare i telespettatori, che le metodiche che noi utilizziamo adesso per monitorare l'anestesia, in passato c'era e c'è naturalmente ancora il monitoraggio dell'attività cardiaca, il monitoraggio dell'attività respiratoria, il monitoraggio dell'ossigeno. Ora noi abbiamo in tutti i pazienti il monitoraggio dell'attività corticale elettrica spontanea del cervello, quindi abbiamo una sorta di elettroencefalogramma continuo che ci aiuta molto ad abbassare questo rischio, che è
estremamente basso. Quindi possiamo tranquillizzare il nostro telespettatore? Possiamo tranquillizzarli naturalmente, sapendo che al momento noi abbiamo delle tecniche che ci fanno capire dove stiamo portando il nostro paziente. Poi una parte di questa attività, devo dire che fa parte della nostra diciamo, attività di ricerca, cioè parte di questo tema, cioè quanto plastico è il cervello durante l'anestesia, i farmaci bastano, un paziente può avere una coscienza connessa, cioè può vivere un'esperienza connessa con quell'ambiente ma non ricordarlo. Questo fa parte di una nostra attività diciamo, di ricerca che stiamo portando avanti con uno dei miei diciamo, collaboratori, il dottor Linassi, e che ci ha già dato modo di poter appunto pubblicare diversi lavori. Comunque posso rassicurare che con le tecniche che noi abbiamo riusciamo ad abbattere quasi a zero questa problematica, certo, e questa angoscia, e quindi, insomma, sapendo che per fare una buona anestesia dobbiamo dare la giusta quantità di farmaco, perché in questi ultimi anni ci sono sorte delle ricerche che hanno messo in dubbio, no, l'efficacia dell'anestesia sulla funzione cognitiva, e quindi qualche gruppo di ricerca, pensando che l'anestesia possa avere un effetto dannoso sulla funzione cerebrale, ha alleggerito il piano. E alleggerendo il piano diciamo, anestetico, queste complicanze sono molto più alte. Noi invece dobbiamo garantire il benessere del paziente dando la giusta profondità, e abbiamo gli strumenti per poterlo fare. E poi ogni intervento ha la sua peculiarità, no, dottore? Quindi ogni intervento prevede una tipologia, potremmo dire così, di anestesia differente, no? C'è un arcobaleno di anestesie che vanno ognuna per ogni specialità chirurgica, cioè ogni chirurgia ha la sua specificità per quanto riguarda l'anestesia, per quanto riguarda l'impatto che quel chirurgo può portare sui parametri vitali del nostro paziente. Pensate alla chirurgia sulle vie aeree, alla cardio, alla neuro, al polmone, all'esofago e a quant'altro. E poi ci sono classi di anestesia generale, più o meno profonda, che va dall'anestesia profonda con l'intubazione endotracheale, quindi all'anestesista c'è il completo controllo dell'attività respiratoria, a sedazioni dove noi aboliamo la coscienza con dei farmaci, e non abbiamo la necessità di approfondire ulteriormente il piano diciamo, anestetico, quindi lasciamo al paziente la capacità di poter diciamo, respirare da solo, ma questa attività respiratoria noi la controlliamo comunque. Alle anestesie locoregionali e locali, quindi locoregionali, pensate all'anestesia peridurale o all'analgesia peridurale, che viene utilizzata come metodica antalgica nelle partorienti, e noi abbiamo un servizio dedicato a questo. Alle spinali, che possono essere spinali antalgiche oppure spinali per fare un'anestesia diciamo, a tutti gli effetti. Quindi c'è una miriade, diciamo, un arcobaleno di anestesie che noi abbiamo nella nostra disponibilità per fare in modo che il paziente possa avere la migliore combinazione per bloccare il dolore, soprattutto lì dove nasce, e per togliergli lo stress. Per questo è il nostro lavoro. Tutti i tasselli che ci fanno ben comprendere che le competenze di un medico anestesista devono essere davvero molteplici e tutte insomma ben consolidate. Sì, lo sono generalmente tutti i servizi di diciamo, anestesia, ma soprattutto il nostro, che è costituito da quasi 60 medici, ha delle figure leader che sostanzialmente presidiano alcuni settori dell'anestesia, e gli altri colleghi ruotano
tra questi settori, diciamo, dell'anestesia, per acquisire le competenze, di modo tale che in questo modo il lavoro è sostenibile. Noi siamo sempre in grado di poter offrire ai nostri cittadini, ai nostri pazienti, il miglior servizio, sapendo che anche alle 4 di notte c'è qualcuno che è in grado di fare un'anestesia toracica per un problema toracico, oppure per un problema cardiaco, oppure per un problema neurochirurgico. Quindi il mio servizio è costituito, se posso fare un parallelismo con l'atletica leggera, come se ci fossero degli specialisti che coltivano al massimo una certa specialità, ma ci sono dei decatleti, no? degli specialisti che ottengono degli ottimi risultati su tutte queste specialità, che ruotano e quindi possono sempre offrire il meglio ai pazienti. Senta dottore, il servizio di anestesia soprattutto in questi ultimi anni è stato parecchio sotto pressione. Il Covid, poi la pandemia, come dicevamo anche all'inizio, non ha fatto altro, insomma, che acuire, insomma, bloccare gli interventi, non quelli urgenti naturalmente, ma che comunque, insomma, il servizio è andato un po' sotto pressione. Che cosa si può migliorare da questo punto di vista? Con un lento ritorno alla normalità. Noi come figura professionale siamo sempre stati sotto pressione, ma lo siamo per definizione, visto che affrontiamo comunque per definizione la prima linea e quindi l'emergenza, l'urgenza. Lo siamo stati molto per quanto riguarda il Covid e lo siamo tuttora per quanto riguarda la capacità di poter sostanzialmente smaltire le liste d'attesa. Durante il periodo Covid siamo riusciti a garantire gli interventi urgenti e anche qualcosa in più, però la risposta del servizio sanitario non è stata quella, diciamo, usuale, quindi abbiamo una corposa lista d'attesa di pazienti oncologici o di altri o con altre patologie che aspetta di essere operato. In questo periodo estivo noi abbiamo dato il massimo, perché siamo riusciti ad erogare più del 20% delle sedute operatorie che comunemente venivano fatte nel 2019, che è un periodo per noi storico di riferimento. Quindi siamo riusciti ad erogare 218 sedute in più rispetto alle 1000 programmate, e per questo io devo ringraziare i miei collaboratori, ma soprattutto in questa nostra sessione non sono emersi gli infermieri, no? Gli infermieri sono una parte fondamentale del nostro lavoro, sia in sala operatoria che anche in terapia intensiva, e grazie a loro soprattutto siamo riusciti a migliorare la produttività operatoria, e soprattutto grazie a dei loro riferimenti, che sono il direttore delle professioni sanitarie, il dottor Coppe e il dottor Simeoni, anche ci hanno permesso di aumentare sostanzialmente gli slot, e quindi noi siamo riusciti a garantire più interventi. Quindi avete aumentato la produttività senza rinunciare alla qualità. Esatto, la sua domanda è: come possiamo fare? Di sicuro ciò che sta facendo la Regione e anche la nostra azienda, e comunque le aziende in questo momento, va comunque perseguito, cioè iniettare risorse umane dentro questa fabbrica della salute, no? Ma nello stesso tempo probabilmente vale la pena pensare anche a dei modelli organizzativi che possono essere leggermente diversi, ma che ci potrebbero dare la possibilità di fare di più, dal momento che abbiamo una minaccia molto alta, che è quella di garantire l'erogazione di questi bisogni a pazienti che noi sappiamo essere molto importanti, e la possibilità di farli. Se noi abbiamo la possibilità di farli anche con delle altre soluzioni, a fronte di una minaccia dobbiamo farlo, e questo è un tema estremamente importante che riguarda l'organizzazione interna del servizio, ma anche l'organizzazione interna dell'azienda ospedaliera, che ha un impatto sull'organizzazione degli infermieri, ma anche dei medici, e anche dei medici in formazione,
che noi abbiamo nel nostro servizio. Ecco, lo abbiamo accennato poco fa, ma insomma sono medici che provengono dalla scuola di specializzazione di Padova e quindi hanno la possibilità di apprendere, insomma, e di avere insomma, dei buoni insegnamenti sì. insomma, che sono fondamentali per la loro professione e per lo svolgimento di questa, no? Questo rapporto, diciamo, di convenzione non c'è da molto tempo, però è estremamente interessante e estremamente fruttuoso, sia per loro perché vengono per completare il percorso formativo e quindi diciamo di competenze tecniche, ma come abbiamo detto prima ci sono anche le competenze non tecniche che si imparano sul campo. Ma soprattutto diciamo, rivestono per noi anche una fonte di vivacità e di freschezza nel lavoro, perché per certi versi ci permettono con l'insegnamento di attuare anche per noi un aggiornamento continuo e di essere sempre sul pezzo, quindi è un elemento che va verso il miglioramento della qualità. E anche loro insomma possono esprimere un importante contributo. Sì. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Valerio Favaro, ex infermiere. Buongiorno, buongiorno Valerio, ci dica pure. Niente, volevo solo complimentarmi con il dottor Paolo Zanata, con cui ho avuto il modo di lavorare assieme. Grazie Valerio, grazie. Portiamo a casa anche il suo ringraziamento. Grazie mille. È caduta la linea, ma insomma è importante anche questo, insomma significa che lasciate un segno importante non solo nei pazienti, ma insomma anche in chi poi collabora con voi. Dicevamo, i medici in formazione esprimono un grandissimo comunque contributo. Abbiamo dedicato gran parte della trasmissione all'anestesia, perché insomma è chiaro che possa suscitare delle curiosità anche nei nostri telespettatori con le domande che sono arrivate, però insomma un aspetto importante è anche quello della terapia intensiva. Che cosa possiamo aggiungere, dottore? La terapia intensiva è l'altra faccia della luna della nostra professione e noi abbiamo a Treviso tre terapie intensive, la terapia intensiva generale, la terapia intensiva neuro e la cardio, che sono in totale di quasi 30 posti letto e quindi abbiamo una capacità, una potenza di fuoco molto alta e riusciamo a, diciamo, esprimere dei trattamenti molto complessi e sostanzialmente specialistici su queste tre branche che sono molto importanti e che sostanzialmente caratterizzano il nostro ospedale, sia sul versante neurochirurgico che cardiochirurgico, ma anche diciamo, in terapia intensiva generale. Noi come dire, siamo il riferimento nell'azienda per la gestione dell'insufficienza respiratoria e di altre, diciamo, patologie mediche che sono molto importanti, oltre a farci carico della gestione dei pazienti post-operati dalle sale operatorie. In terapia intensiva insistono 150 infermieri, sono circa 50 per ogni blocco, sono estremamente bravi e a loro va il mio diciamo, ringraziamento anche in quest'ultimo periodo, in quanto non c'è stato solo il Covid, ma siamo riusciti a soddisfare, quando si aumenta del 20% l'attività vuol dire che tu occupi i posti letto con una maggiore frequenza e quindi l'entità del lavoro che c'è in quel posto letto è quasi, diciamo, raddoppiato. E anche perché siamo riusciti per certi versi a far partire anche un ulteriore percorso di donazione. Parli pure, perché anche questo è un aspetto molto importante che riguarda appunto la nostra azienda sanitaria. Sì, siamo riusciti a far partire diciamo, un nuovo percorso di donazione che parte dall'accertamento di morte con criterio cardiaco, quindi dopo l'arresto cardiaco. La morte è unica e la morte si identifica quando tutta la funzione dell'encefalo è spenta, cioè quando il cervello ha perso ogni funzione, e questo può, diciamo, avvenire
con due modalità, viene accertata con due modalità. Quella standard, in cui c'è l'attivazione di una commissione che accerta la morte del paziente con criteri neurologici, oppure c'è la morte cardiaca, quella che è più frequentemente sperimentata, no? Il paziente va in arresto cardiaco e quindi muore. In quel momento è possibile offrire agli aventi diritto la possibilità di poter offrire la donazione. E questo percorso che è estremamente complesso, perché richiede una riattivazione, in questo caso non della persona ma del cadavere, con una circolazione extracorporea che perfonde gli organi addominali, consente nei paesi, diciamo, europei quasi un 30% in più di attività donativa rispetto allo standard. E quindi questo programma che abbiamo iniziato da poco, che è iniziato a Verona un anno fa, tra l'altro diciamo, devo ringraziare la terapia intensiva di Verona, che io ho diretto fino a 4 mesi fa, e dove siamo riusciti a far partire questo, diciamo, programma nel Veneto. Questo programma, come dicevo, può offrire la speranza a molti pazienti in lista d'attesa di poter avere un organo per poter sopravvivere, e nello stesso tempo può offrire anche a noi, no, la possibilità di poter aiutare con un nuovo programma in modo diverso il prossimo. Quindi non c'è il solo percorso di donazione a cuore battente, ma c'è anche il percorso di donazione che avviene dopo la morte cardiaca, e questo è un passo molto estremamente importante. Certo. Abbiamo l'ultimo minuto insieme per parlare, insomma, in chiusura, visto che parliamo di nuove sfide. Sicuramente per l'ULSS 2 Marca Trevigiana la Cittadella della Salute rappresenta il prossimo futuro. Che cosa possiamo dire da questo punto di vista, e in che modo poi, insomma, anche la sua unità operativa verrà riorganizzata? Dunque, la Cittadella della Salute ci offre un'opportunità unica, è una sfida che noi dobbiamo cogliere a tutti i costi. Ci darà la possibilità di poter sostanzialmente centralizzare gli pazienti ad alta complessità. Se noi pensiamo che in questo momento la mia unità è suddivisa su 7 settori diversi, no? Nel momento in cui io riusciremo a centralizzare le terapie intensive, averle vicine, avere anche vicino le sale operatorie, significa non soltanto fare un'operazione, diciamo, logistica di efficientamento di questa macchina molto complessa, ma ci darà l'opportunità di trasferire in modo molto più facile le conoscenze e le competenze tra i vari ambiti specialistici. E la sfida è proprio questo, perché se noi riusciamo a fare di più e conosciamo di più, si ricordi la figura del decatleta, riusciamo a soddisfare meglio i bisogni dei nostri pazienti. Noi siamo un servizio sul quale poggiano, no, le chirurgie, ma anche per esempio i servizi medici. E se riusciamo a centralizzare il tutto, riusciamo veramente a garantire una qualità di cura estremamente più alta, e quindi è una sfida che noi accetteremo di buon grado e faremo del nostro meglio. Certo, insomma, il paziente è sempre il fulcro della vostra attività, insomma, e di tutte le migliorie, insomma, che vengono poste in essere. Siamo in chiusura. Io ringrazio davvero il dottor Paolo Zanatta, direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione all'ospedale Ca' Fonscello di Treviso. Grazie per essere stato con noi e averci raccontato appunto il prezioso lavoro che svolgete, come abbiamo detto, dietro le quinte. Grazie dottore. Grazie a lei. Grazie anche a tutti voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.